Eccoci qua in studio con noi Enrico Lobina, consigliere comunale, e qui con noi, insomma, come sempre, per parlare soprattutto dei vitalizi oggi. Buonasera, buonasera a tutti. Sì, parliamo di vitalizi perché col comitato articolo 54 della Costituzione, che recita: i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge, abbiamo ricominciato la battaglia, la guerra per l'abolizione dei vitalizi. In questi mesi, negli scorsi mesi, in Sardegna si è parlato molto di vitalizi. Siamo qua, abbiamo fatto con un'iniziativa pubblica già il 7 novembre, siamo qua oggi a denunciare il fatto che dopo quello scandalo nulla è cambiato e il Consiglio regionale, il legislatore, non sta adempiendo agli impegni presi solennemente sulla stampa e anche in tante altre occasioni pubbliche durante il dibattito che è nato subito dopo le elezioni, quando la ex presidente del Consiglio regionale, Claudia Lombardo, accettò di accedere ad un vitalizio molto molto oneroso per le casse pubbliche all'età di 41 anni, dopo 4 legislature. Siamo qua per sottolineare il fatto che i vitalizi nascono per una ragione nobile, e cioè per permettere a persone che potevano perdere il proprio lavoro esprimendo le proprie opinioni di poter fare politica, e però allo stesso tempo siamo qua per denunciare il fatto che quella ragione nobile è stata completamente snaturata dall'utilizzo distorto di questo istituto. Qual è l'istituto del vitalizio? Il vitalizio è la corresponsione di un assegno mensile tassato solamente in parte a partire da una certa data e di una certa quantità per tutta la vita, con possibilità che questo assegno venga ereditato e quindi considerato diverso rispetto ai contributi pensionistici perché non ha quelle regole. La prassi che abbiamo conosciuto in questi anni, anzi ormai in questi decenni, è quella di una crescita abnorme di questo istituto, che chiamiamo vitalizio, fino a importi. Ecco, diamo un po' gli importi, insomma, che pesano, gravano sulle nostre casse, sulle casse regionali, che poi, insomma, noi stiamo cercando di aiutare tantissime aziende in crisi, eccetera, però questi soldi invece sono impegnati nei vitalizi. Quanti? Stiamo parlando di circa 1,7 milioni, 1,5 milioni di euro al mese per un vitalizio che viene corrisposto a 317 ex consiglieri regionali. Complessivamente parliamo quindi di circa 18 milioni di euro all'anno che vengono corrisposti a 317 ex consiglieri che quasi sempre cumulano questo vitalizio a ciò che già percepiscono come pensione o come salario o comunque Certo. come reddito sotto qualunque altra forma. Nella scorsa legislatura i vitalizi sono stati aboliti per la legislatura che adesso stiamo vivendo, e però il comitato articolo 54 invita la popolazione e il legislatore a discutere su una proposta che modifichi i vitalizi già esistenti e li agganci a criteri e a regole diverse rispetto a quelle che finora abbiamo conosciuto. Noi per esempio sosteniamo che per gli ex consiglieri regionali che percepiscono un vitalizio si possa fare, se necessario, anche quello che è già stato fatto in Regione Trentino, cioè la Regione Trentino ha anche chiesto dei soldi indietro ai consiglieri regionali che percepivano vitalizi. Noi siamo aperti a diverse soluzioni, ancora dobbiamo stendere una proposta precisa. Ecco. Non ci fa paura la proposta della Regione Trentino e anche altre proposte. Ecco, no, dicevo appunto che
bisogna comunque prima di tutto sostenere il principio che questi vitalizi sono contrari al senso comune di equità. Oggi il contesto politico, economico, sociale si è molto modificato rispetto a quando i vitalizi nacquero. Noi oggi siamo per agganciare ciò che guadagna un consigliere regionale, un legislatore, una persona eletta dal popolo alle leggi pensionistiche. Per cui ciò che si guadagna deve essere paragonato a contributi pensionistici. Ecco, ma questi 317 ex consiglieri, ma che cosa dicono per difendersi dalle accuse? Perché glielo diranno tutti quanti, insomma, che sono dei privilegiati. Loro cosa dicono? Dicono che la legge e, a dir la verità, vi sono diversi ex consiglieri regionali che oggi percepiscono il vitalizio, che si sono messi in contatto col Comitato Articolo 54, hanno un rapporto positivo con esso e che essi stessi chiedono che quell'istituto venga riformato e quindi sono disposti a tornare indietro anche rispetto a un reddito che ancora oggi percepiscono. Vi sono diversi movimenti che chiedono a questi stessi ex consiglieri regionali di fare magari autonomamente un passo indietro, dare un segnale politico. Noi crediamo e chiediamo che il Consiglio regionale si occupi del tema. Il Presidente del Consiglio regionale, l'onorevole Ganau, insieme agli altri presidenti dei consigli regionali si è riunito mi pare ai primi di ottobre, e hanno stabilito delle linee guida, a nostro parere insufficienti, perché semplicemente si innalza l'età di riscossione del vitalizio da 60 ai 65 anni e si immagina anche un aumento delle aliquote contributive per chi percepisce un vitalizio. Noi invece immaginiamo che vi debba essere agganciato questo istituto ai contributi pensionistici, quindi venire nei fatti equiparato a un contributo pensionistico, e che si possa immaginare per una legge Bacchelli anche per chi fa politica, e magari può anche capitare, è capitato in passato, potrebbe capitare in futuro, chi per la propria attività politica venga discriminato in sede di lavoro o nella vita sociale. Si può immaginare una legge Bacchelli, che già oggi è vigente, certo, per gli artisti, che stabilisce che se una persona, un soggetto ha determinati requisiti, che sono tutti da definire, si possa arrivare al momento in cui scatta l'età per la pensione di vecchiaia e si è in condizioni di indigenza, ad un intervento dello Stato che in qualche modo integra il reddito che non si percepisce, sino a massimo, tutto da stabilire, che per quanto riguarda la legge Bacchelli per gli artisti oggi arriva sino a 2.000 euro mensili. La poetessa Alda Merini, scomparsa qualche anno fa, è una poetessa che usufruiva della legge Bacchelli. Noi, per riprendere anche lo spirito originario del vitalizio, per permettere a tutti coloro che fanno politica di poter essere liberi e tranquilli, certo, le proprie opinioni, immaginiamo che questo istituto possa valere anche per loro, che stiamo parlando di un contesto e anche di una spesa completamente diversa rispetto all'istituto attuale dei vitalizi. Ecco, sì. Io volevo anche dire questo, che il Comitato Articolo 54 è molto attivo e ha bisogno della forza di tutti i cittadini. Nei prossimi giorni riprenderemo una campagna stampa, entro 2 settimane presenteremo una proposta a tutti i consiglieri regionali, perché sta a loro hanno il dovere di riportare al Consiglio regionale, alla massima assemblea della Regione Sardegna, il compito di legiferare su questi temi. È già stata depositata una proposta di legge dell'onorevole Busia e va dato atto, al di là dei contenuti della legge, che l'onorevole Busia ha avuto il coraggio di presentare una proposta, sta chiedendo che venga incardinata nei lavori della Commissione e dell'Aula. Noi invitiamo la popolazione a chiedere al Consiglio regionale, con le buone e se necessario anche con le cattive, che si legiferi su questi temi,
per arrivare ad un risparmio che rispetto all'intero bilancio regionale lo possiamo anche definire simbolico, però i simboli sono importanti, a maggior ragione in un periodo di crisi Certo. economica che vede la situazione sociale della Sardegna aggravarsi e non migliorare. A proposito, insomma, di situazioni gravi, anche noi purtroppo, anche noi giornalisti stiamo risentendo della crisi enormemente. È notizia ufficiosa di oggi che sono state mandate, ancora non abbiamo la conferma dalle agenzie stampa, delle lettere di licenziamento a tutti o quasi tutti i dipendenti di Videolina, e quindi a tutti loro va la nostra solidarietà e la nostra vicinanza per una emittente che ha svolto un compito non rinviabile nella crescita sociale e culturale di tutta la Sardegna. Se chiudesse Videolina non rimarrebbe... E anche Telecosta Smeralda, visto che ci mettiamo, no? Quasi nessun luogo pubblico di discussione Ecco, queste in trasmissioni televisione. non sarebbero possibili, non si potrebbe Certo. parlare di alcune tematiche che interessano tutti noi cittadini. Noi ringraziamo come sempre Enrico Lobina per essere stato qui. Chi volesse scrivere al comitato articolo 54 può farlo come? Può scrivere a enricolobina@tiscali.it, e nei prossimi giorni apriremo sia uno spazio web che una casella di posta elettronica, e lanceremo, una volta elaborata la proposta, una vera e propria campagna alla quale chiunque potrà aderire. Grazie. Grazie a voi.